Intossicati gravemente dal monossido di carbonio, vittime 2 cittadini del Bangladesh. Succede a Thiene, in un condominio di Via dello Sport. In tutto sono state 5 le persone rimaste avvelenate. Avevano acceso un braciere in casa per cucinare. In breve tempo l'ambiente si è saturato di gas. 2 di loro sono stati ricoverati in rianimazione. Tutti sono stati sottoposti a cicli di camera iperbarica e 3 di loro non sono in pericolo di vita. L'episodio riaccende l'allarme sull'uso di fonti di calore improvvisate negli ambienti chiusi, come sottolinea il sindaco di Thiene. Questo grave fatto richiama con forza l'attenzione sui rischi legati all'uso improprio di dispositivi per la combustione all'interno delle abitazioni. Tra l'altro il monossido di carbonio è un gas estremamente pericoloso, inodore, invisibile, che può avere conseguenze molto serie. Sono comportamenti questi pericolosi, non conformi alle basilari norme di sicurezza domestica. Dobbiamo dire che fortunatamente la vicenda si è risolta senza esiti drammatici, ma dimostra comunque la necessità di innalzare il livello di attenzione e di responsabilità, soprattutto sia individuale sia nei confronti dell'intera collettività.